Ascoltate gente, lasciatevi invadere dalla musica, che la nostra canzone suona ancora, per noi e per tutti. Nel tardo giugno dell'anno domini 1992, da qui si riparte, il vecchio Alex giaceva in ruina, ridotto all'ombra tardo adolescente di se stesso. Non filava più come il vento, puvrat, e nemmeno osava azioni timide alla moviola. Sospirava spento e nascosto al mondo, ecco cosa, nella penombra della sua cameretta a casa D, in fondo alla Saragozza Avenue di Bologna. Ristava in branda, siccome immobile, da mane a sera, a mane, che dalla sua esistenza di pedalatore roccioso e aspirante rude boy erano spariti crudelmente trama, colore e sostanza. Quello che avete ascoltato è un brano tratto da Due, il nuovo romanzo di Enrico Brizzi, ed è sua la voce che l'ha letto. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Due, e fa un po' impressione dirlo a così tanti anni di distanza, gli anni per la precisione sono 30, è il seguito di Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Quello che ai tempi fu definito il romanzo di una generazione e che tutti di quella generazione o delle generazioni vicine abbiamo letto. Se siete troppo giovani per averlo intercettato, la storia è questa. Sono i primi anni 90, Alex è un liceale di Bologna che incontriamo nel momento in cui si apre al mondo, alla musica, alle amicizie, al dolore per il suicidio dell'amico Martino e all'amore. L'amore è Adelaide, detta Heidi, che sta per partire per un anno in America e proprio per questo non vuole una vera storia. Ecco, Due comincia qui, nel momento in cui Heidi arriva in America e Alex è schiantato dal dolore per la sua partenza. Enrico, la prima cosa che vorrei chiederti è: perché un seguito? Perché e perché proprio adesso, non a 10 anni, a 20 anni, ma a 30 anni? Dal mio punto di vista è molto facile spiegarmi perché per 29 anni e mezzo non ci ho nemmeno pensato. Semplicemente la bellezza dello scrivere, come penso di tutte le forme di arte, è seguire il flusso delle tue urgenze. Non decidi davvero che storia scrivere. Di certo sai che se ti incoraggiano a scriverne una che non è quella che vuoi scrivere in quel momento, non lo fai. Jack Frusciante, uscito dal gruppo, uscì nell'estate del 94, distribuito inizialmente in appena 200 copie tra Ancona e Bologna, cioè non esattamente Londra e Tokyo. Fu un'uscita underground che nel corso di un'estate esplose. Cominci facendo la presentazione di fronte ai tuoi amici, ex compagni di scuola, i ragazzi con i quali suoni, i parenti. Ti ritrovi nel giro di poche settimane in televisione e tutti ti hanno visto. Insomma, deflagra un po' questa cosa nella tua vita e fa anche deflagrare un po' la tua vita. Succedono un sacco di cose belle e succedono anche... capitano degli incontri, insomma, dai, lo sapete, no? Cioè tipo Faust o Robert Johnson, il padre del blues. A un certo punto incontri il diavolo a un incrocio. Il diavolo sotto forma di tentazione di fare cose che non giudichi adeguate. La prima tentazione è, visto che il tuo romanzo d'esordio ha avuto tanto successo, perché non scrivi una seconda parte? Tutti i narratori che ammiravo non si erano mai ripetuti, per cui per me era fuori discussione. Avevo in mente altre storie e sono le storie che poi ho via via pubblicato negli anni. A novembre dell'anno scorso è successo qualcosa di sorprendente, proprio pensando che si avvicinavano i 30 anni dall'uscita del mio primo libro. Per la prima volta l'ho letto. Mi era capitato molte volte di leggerne dei brani, di fare anche dei reading in pubblico, ma per la prima volta l'ho letto dalla prima pagina all'ultima, come leggi il libro scritto da qualcun altro. E avevo vari retropensieri e timori del tipo: se non mi piace, o mi verrà una nostalgia terribile per quei tempi, o ancora se parto in modalità superior editor e inizio a desiderare cambiare pagine che ormai sono consegnate alla tipografia da 3 decenni.
In realtà non è successo niente di tutto questo, è stato tutto molto naturale e credo poco razionale, nel senso che ho letto il libro in un giorno e quando ho chiuso l'ultima pagina ho aperto il computer e mi sono messo a scrivere, con una sensazione di vertigine e quasi di senso del proibito, del tipo quando stai facendo qualcosa che non è del tutto legale o onorevole raccontare in pubblico. Infatti Sara, la donna che amo, tornando a casa dal lavoro mi vede strano evidentemente, mi dice: ma cosa ti è successo? E le ho raccontato quello che ho appena raccontato a voi. Ho letto questo libro e mi è venuto naturale continuare la storia. Non ci avevo mai pensato prima, non l'avevo in nessun modo progettato. È stato complesso dirlo anche al mio agente, dirlo al mio editore, perché c'è anche un pregiudizio sensato, secondo me, sui sequel. Ce ne sono di eccezionali, cioè Padrino parte seconda è un capolavoro, ma tanti sequel di film o libri sono un po' tirati per i capelli. Quello che posso dire è che nessuno mi ha incoraggiato a farlo e nemmeno io mi sono incoraggiato a farlo. Non so se vi è mai capitata la possessione voodoo o qualcosa del genere, ecco. Io mi sentivo così, obbligato a andare avanti con questa storia. Perché è successo adesso non lo so, perché non è successo prima parimenti non lo so, però è diventata la mia ragione di vita per alcuni mesi. E poi c'è stata l'avventura che c'è con tutte le forme di narrazione. Finisci la scrittura in prima battuta, inizia l'editing, inizia il taglio, inizia il valutare che quella pagina magari è anche scritta bene, interessante, però rallenta la narrazione, allora la tagli, altre scene le espandi. Tutto il lavoro che ha a che fare con la scrittura, che fa la differenza tra una scrittura di getto e il testo che consegna al tipografo. Per cui, con tutte queste fasi, l'opera è arrivata a compimento alla fine dell'estate, quando torni dalle vacanze con le tue figlie, nel mio caso 4 ragazze, in bicicletta lungo il Danubio, e c'è una novità incredibile. Arriva il corriere e ti porta il tuo libro, cioè la tua storia che è diventata un libro. Mi sono abbastanza intenerito pensando che avevo la stessa età delle mie figlie più grandi quando per la prima volta andai a ritirare Jack Frusciante ad Ancona da un tipografo noto come Braccio de Ferro, e sembrava veramente, sai, le fatiche di Ercole, quei momenti simbolici. Un uomo con un soprannome del genere era evidentemente vigoroso, ma aveva anche, mi ricordo, 2 Rottweiler enormi. Sembrava di dover superare una prova mitologica semplicemente per mettere le mani sul mio libro d'esordio. E quindi è una storia in cui c'è molto poco di meditato e molto di naturale, sensuale, irrazionale. Il seguito di Jack Frusciante poteva raccontarci di Alex e Heidi quarantenni, e invece hai scelto di tornare là, farceli ritrovare ragazzi. Perché? E come ti dicevo, in verità non ho scelto, cioè si è imposto il fatto che poi, cercando di razionalizzare, ha un perché, credo, e ci arrivo subito, ma sono stato tenuto dal riprendere la storia esattamente dal momento in cui finisce quella di Jack Frusciante uscito dal gruppo. Pensandoci, nelle settimane successive mi sono fatto la domanda e probabilmente la risposta ha a che fare con il rispettare una storia. Jack Frusciante è una storia la cui materia è l'estrema giovinezza. Non mi è passato neanche per la testa di raccontare di Heidi e Alex quarantenni, cinquantenni, col mutuo, devono cambiare macchina, arriva la verifica dell'agenzia delle entrate o tutte queste delizie della vita adulta. Perché la materia vera di quella storia è le prime volte, lo stupore di un'età in cui tutto è nuovo e un senso morale fortissimo, perché forse non c'è un'età in cui sei più rigoroso dal punto di vista etico dei 17-18 anni. C'è il giusto, lo sbagliato e non esistono vie di mezzo. E l'altro aspetto che si è autoimposto come un aspetto da rispettare, perché altrimenti sarebbe stato un altro universo narrativo, un'altra storia, è la voce del narratore. La storia di Alex e Heidi in Jack Frusciante è raccontata da un narratore che non si sa chi è.
è una voce esterna che sa come sono andate le cose, che racconta da dopo, ma che è molto partecipe. È il vecchio Alex qualche tempo dopo? È uno dei suoi amici? È suo fratello che è diventato grande e racconta? Non lo so neanch'io. So che è sicuramente una voce più grande di Alex e partecipe, fa il tifo per lui, gli vuole bene. Questa voce è proprio la base della materia della storia che racconto in due. È l'unica voce possibile con cui raccontare quella storia. E poi è successo qualcosa di ulteriore che mi ha stupito. La voce di Alex è l'unica che sentiamo oltre a quella del narratore, in Jack Frusciante, in delle partizioni chiamate Dall'archivio magnetico del signor Alex D. Un proto-podcast, un ragazzo che parla al magnetofono e registra su nastro, su microcassetta, il suo diario, le sue impressioni, quello che lo fa arrabbiare, quello che lo colma di felicità, essenzialmente quello che gli sta a cuore. Quindi la voce del narratore e la voce del vecchio Alex come biografo di se stesso è stato naturale e non m'ha stupito, diciamo, che siano l'architettura, la pasta, la materia di questo nuovo romanzo. Una cosa che però mi ha stupito ulteriormente è stato trovarmi a dar voce ad Adelaide. Questa è la storia di due ragazzi che si vogliono bene e che si ritrovano separati per un anno, in un'età in cui un anno e mezza vita praticamente, cambiano tantissime cose. E come gli innamorati di tutti i tempi si domandano: ma allontanarci ci cambierà? Cambierà le cose fra noi? E la risposta crudele e atroce che tutti noi persone mature sappiamo è: certo che sì. Non è uguale stare vicini o stare lontani. Loro si sono attaccati con la disperazione del primo amore all'idea: speriamo che le cose non cambino, speriamo di tornare a riconoscerci, speriamo che l'altro non si innamori di una persona diversa, eccetera, eccetera. In realtà questa è la storia di un viaggio nella distanza, nella lontananza, nella sofferenza della mancanza, ma anche nell'inevitabilità del fatto che, lo vogliamo o no, la vita va avanti e quindi ognuno di noi, se non vuole chiudersi in una caverna o fare il monaco stilita in cima a una colonna, cambia, evolve, gli succedono cose, fa incontri. Specie lei, che è fuori dal suo contesto, deve vivere la sua vita nuova. Soffre all'inizio perché non ha amici, perché resta troppo chiusa in camera, e poi si butta in questa esperienza, un anno all'estero, un anno nel nuovo mondo. L'aspetto forse più meraviglioso di tutta la faccenda è che, se è un'illusione quella di non cambiare, non cambieremo mai, resteremo sempre noi due di oggi, anche se da domani ci separiamo per un anno. Questo non può accadere se non nei desideri. Però quello che può accadere è che ognuno dei due faccia i propri giri e poi ci si ritrovi e ci si riconosca. Chi ha letto Jack Frusciante lo sa. Per tutti gli altri devo aggiungere che ciò che ha reso quel libro qualcosa di generazionale, come dicevamo prima, è il fatto che fosse pieno di riferimenti culturali di quegli anni. La musica, la letteratura, il cinema, certi modi di dire. Come hai fatto a riconnetterti a quello spirito 30 anni dopo, a ritrovare quella freschezza di linguaggio? Un altro aspetto imprescindibile dell'universo narrativo di Alex e Heidi è che la loro vita è popolata dai fantasmi benevoli della mitologia dei ragazzi, mitologia fatta di autori, fatta di cantanti, fatta di artisti. Alex mette la musica al centro della sua vita, esattamente come Heidi al centro della sua vita mette l'arte, le arti grafiche, il disegno, la pittura e la recitazione. È la cosa più normale, forse banale possibile, che riflettere sul fatto che si cresce anche grazie all'esempio di persone che non conosciamo ma che hanno creato qualcosa che ci ispira. E fatalmente la narrazione di Due vite così comprende un sacco di riferimenti e citazioni. Non si è mai così rigorosi moralmente come a 17-18 anni, ma non si è neanche mai così citazionisti, cioè i poster che adornano la tua cameretta, gli adesivi che attacchi sulla bici o sul parabrezza della Vespa sono i tuoi dei in qualche modo, come se fossero
Ulisse dal multiforme ingegno e lo stoico Ettore o l'invincibile Achille per i bambini dell'antica Grecia. E quindi è stato molto naturale fare appello a una dote forse centrale tanto nella tavolozza, nella valigetta degli attrezzi di un narratore e di un genitore, cioè la memoria. Per scrivere devi tuffarti nell'epoca di cui stai scrivendo, specie se è un'epoca recente che hai modo di ricordare perché fa parte della tua stessa vita. Esattamente come essere padre. È chiaro che sei più esperto, ma se ti ricordi com'era essere a quell'età, non farai mai discorsi del tipo i giovani d'oggi, che persone brutte, superficiali, eccetera, perché ti ricordi per filo e per segno le boiate che hai fatto tu e delle due ringrazi che magari le tue figlie ne hanno fatta qualcuna di meno, almeno per il momento. Ed è qualcosa che non va d'accordo con il moralismo, che non va d'accordo con il signora mia dove andremo a finire, che non va d'accordo con il pessimismo, che non va d'accordo con giudicare col ditino alzato semplicemente perché hai un po' di anni in più. Insomma, per risponderti, il buttarsi di nuovo in questo linguaggio è stato, io credo, come per un musicista riprendere in mano dopo tanti anni la sua prima chitarra. Non la usi da tanto, ma come ci metti le mani sopra la riconosci e ti ricordi esattamente le sue caratteristiche, i suoi pregi, i suoi difetti e giochi quella partita lì. Il racconto di Due è quello di un mondo totalmente analogico. La cosa più tecnologica che c'è è il fax. Che effetto farà ai ragazzi leggerlo? Lo stesso che a noi faceva leggere i romanzi dell'Ottocento? E poi, lo hai scritto per i ragazzi o per noi, i loro genitori? Non so se faccio bella figura, però io non credo che si scriva per qualcuno. Una storia, come una canzone o un dipinto, certamente può incontrare un pubblico e se te lo domandi razionalmente speri che lo incontri. Ma non riesco a scrivere pensando a un lettore ideale, a un destinatario, così come non riesco a scrivere pensando infarcirò una storia di trame, sottotrame, vicende e cambi di punti di vista per trasmettere un messaggio. Essere innamorati delle storie significa semplicemente farsi trasportare dal loro flusso, poi ognuno è libero e anzi fatalmente trova un messaggio, trova una ragione, esattamente come uno può dire a me piace moltissimo il libro della mia vita e un altro lo abbandona a pagina 2 perché gli fa schifo. E figurati se puoi entrare nella testa delle persone e domandare loro quale messaggio hanno trovato. Non lo so, la cosa importante è rendere gloria a qualcosa che per te è importante. E la storia di due ragazzi che si affacciano alla vita in una stagione così delicata e meravigliosa, per me, ecco, diciamo, l'unico senso dell'operazione è questo. Non penso se lo leggeranno persone della mia età o dell'età delle mie figlie o cosa. È sempre impressionante che qualcuno ti venga a ringraziare perché ti dice il tuo libro per me mi ha cambiato la vita, oppure il tuo libro mi ha spinto ad andare a vivere a Bologna perché è ambientato a Bologna, o guarda ti presento mia figlia, si chiama Adelaide, o ti presento mio figlio, si chiama Alex, o Martino, il migliore amico di Alex citato prima, che esce di scena in maniera così precoce. E quindi da una parte senti una responsabilità, dall'altra però mentre scrivi te ne devi completamente distaccare perché altrimenti ti guardi da fuori. E uno scrittore al lavoro è la cosa più noiosa del mondo, è un tipo leggermente ingobbito su un computer o su una macchina da scrivere o su dei quaderni di appunti. Non è bello da vedere come un nuotatore o un musicista sul palco. Per cui non vale la pena di guardarsi da fuori mentre si scrive, vale la pena di tuffarsi dentro la storia e seguirne anche i richiami segreti che per qualcuno avranno dei legami con la tua biografia e certamente ce l'hanno perché è difficile raccontare di storie che non conosci minimamente. Per uno psicologo avranno un significato diverso e per un sociologo uno diverso ancora, ma la verità è che è tutto molto molto più semplice, cioè come quando baci una donna per la quale provi un sentimento forte.
Non stai a pensare ora inclinerò il capo di 3,5 gradi a destra, cioè tutto viene molto spontaneo. C'è una scena in cui Alex incontra Manuel, uno dei suoi professori. Parlano e il professore gli dice che qualche volta un uomo incontra se stesso ragazzo e gli fa sempre la stessa domanda. Quale? Chiede Alex. E il professore risponde così, cito: valgono ancora le regole che ti eri dato da ragazzo, quando nessuno poteva ricattarti? Sei rimasto fedele a quello che ti faceva sentire libero come l'aria? Ecco, leggendo questo passo io ho pensato che tenere fede a quelle regole può anche trasformarsi in una prigione che non ti fa crescere, forse. Tu come la vedi? Beh, il personaggio di Manuel per me ha a che fare con una scoperta, cioè in un'età, almeno dal punto di vista di un personaggio come Alex, che è abbastanza ribelle, contestatore del sistema che ha intorno tutti i giorni, che è la scuola, o incredibilmente può capitare di conoscere invece un insegnante che ti apre delle prospettive fertili e te ne stupisci, perché fin lì sono stati i cattivi che mi obbligano a stare sui compiti e non mi comprendono. Trovare all'improvviso qualcuno che plausibilmente alla tua età la pensava come te, è semplicemente più grande, è una scoperta enorme. E il ottenere la sua attenzione è una meraviglia, è un dono. E quindi ti viene anche naturale magari chiedergli dei consigli e stupirti di fronte alle cose che ti racconta. Questo forse è il particolare più autobiografico di tutta la storia. A me capita ancora, e mi è successo per tutto questo tempo, di trovarmi di fronte il me 17enne che diceva a sua mamma: domattina metto la sveglia alle 6 così ripasso greco, e in realtà di nascosto scriveva un capitolo di una storia o di un racconto e non ripassava greco. E il fatto che alla fine nella vita di un uomo certe cose accadono una volta sola, e il momento in cui ho iniziato a pubblicare non cambierà mai. Avevo 19 anni e mezzo, un'età che fa quasi sorridere. Però è la stessa età che hanno le mie figlie più grandi, nel senso che una ne ha un anno di più e 2 sono gemelle, hanno esattamente quell'età. A quel punto le domande non te le fai più da solo, banalmente le leggi nei loro occhi, e essere fedele a quello che ritenevi giusto a 17, 18, 19 anni, per me non ha a che fare tanto con assecondare l'integralismo di quell'età, che è una specie di corazza ed elmo che ti metti per sopravvivere a quell'età, in cui ti guardi un casino allo specchio, in cui ti preoccupi di che impressione farai agli altri, in cui ti sembra che la cosa più catastrofica che possa accadere, per dirlo con un ragazzo, è fare una figura di merda. Passano gli anni, diventi più sgamato, di cosa pensano gli altri ti interessa molto meno, almeno degli altri in generale, e sei più sicuro di te, ma continui a interrogarti, almeno a me è capitato così, un fatto più profondo, cioè ho tradito o rispettato i doni che ho ricevuto? Per me è stata una sorpresa scoprire che scrivere storie poteva diventare un mestiere. Mai avrei immaginato che qualcuno più giovane di Italo Svevo potesse farlo. Poi sì, c'erano alcuni autori, ma pochissimi, dal mio punto di vista, che erano viventi, erano anche piuttosto giovani e facevano quella cosa in Italia, ma veramente pochi, e mai avrei immaginato di trovarmi a essere uno di loro. Questo è un dono che però ti devi meritare, che devi onorare. E non parlo tanto di vivere di scrittura, ma ancora un passo indietro, cioè della possibilità di pubblicare. Allora, banalmente, un libro come Jack Frusciante, che parte da poche copie, ha un grande successo, la cosa più ovvia del mondo è che ti chiedano di scrivere la seconda parte. Per me, come dicevo prima, non era cosa, ecco. Non piegarsi a fare qualcosa solo perché te lo chiedono, ma che dal tuo punto di vista spegnerebbe il fuoco autentico della tua passione, che è fare le cose con naturalezza, ecco, quella è stata una cosa in cui credo che il me stesso 17enne non possa tirarmi le orecchie, cioè sono stato onesto nei confronti della mia passione per la scrittura. Poi è chiaro che si evolve, si smussano certi angoli, conosci più cose, vedi più situazioni, interpreti in maniera diversa,
Però non è che a 50 anni non esista più il bene e il male o il giusto e lo sbagliato. Evolvono come i capelli diventano grigi o cambia il corpo tra i 20 e i 50 anni, è la cosa più naturale del mondo alla fine. Per cui non ci deve fare paura, secondo me. E sostenere lo sguardo del te stesso 17enne non è molto diverso da sostenere lo sguardo delle tue figlie o dei tuoi figli di quell'età, che guardano con severità, come tutti i giovani del mondo, la generazione prima, e anche tu devi decidere da che parte stare. Cioè, vuoi diventare come quelle persone che ti facevano ribrezzo, che dicevano signora mia dove andremo a finire, il mondo di oggi è peggio del mondo di ieri. Io ho un detector per i miei coetanei, quelli che se la prendono coi Maneskin secondo me sono invecchiati male. Cioè, è ovvio che ogni generazione troverà geniale la musica dei suoi 20 anni e troverà penosa quella della generazione dopo, ma è talmente ovvio che non c'è bisogno di parlarne. Non so, io e le mie figlie al concerto dei Maneskin ce le ho portate e devo dire che hanno una grande presenza scenica. La storia di Alex e Heidi è una storia d'amore, e la storia di questa lontananza è anche un po' la storia della perdita dell'innocenza, no? Come dicevi prima, quanto valgono i sogni, quanto possiamo rimanere attaccati ai sogni e quanto la realtà li supera a destra. Senza giudicare, perché non è giusto farlo, a te non sembra che quell'innocenza lì del 1992 fosse un po' più innocente dell'innocenza di adesso, quando hai 17 anni? Secondo me sembra solo a noi che siamo più grandi. Chi ha 16 anni oggi è uguale ai 16 anni di una volta. Certo, sì, cambiano le marche di scarpe che piacciono ai ragazzi, cambia il modo di vestirsi, esattamente come quando io ero ragazzino e guardavamo le foto della generazione prima, ridevamo del fatto che avessero enormi basette, tutti i capelli lunghi, e gli uomini e le donne avessero tutti i capelli acconciati in maniera simile e molto diversa da quello delle nostre coetanee, ma questi sono effetti di superficie, di costume, non c'è niente di davvero profondo secondo me in questo. Ma l'innocenza, l'ingenuità e la purezza, così come lo shock di confrontarsi per la prima volta con il male, con la mancanza, con il dolore, sono identici. Non lo so, pensavo a questa cosa ieri. Io abito sul lago di Como e nei paesi è molto normale, c'è una sola strada lungo la riva, è molto normale che i ragazzi facciano autostop, cosa che io sono cresciuto in città, da noi era inconcepibile, ma lì è normale tuttora. Ieri tornavo verso casa, c'era un ragazzino con il pollice di fuori, gli dico dove vai, per sapere che se si fermava dove mi fermavo io doveva proseguire, in tal caso forse era meglio che aspettasse un altro passaggio, invece andava proprio dove andavo io. Lo carico in macchina, lo vedo vestito da bagnante, così per fare due chiacchiere, dico vai a darti una rinfrescata, a fare il bagno con gli amici. Lui mi guarda e dice sì, sono ancora belle giornate, e poi i compiti li ho fatti tutti, dico guarda che non sono un tuo prof, i compiti sono affari tuoi. E mi ha fatto ridere perché ovviamente anch'io a quell'età avevo la paranoia, ricomincia la scuola, ho fatto i compiti per le vacanze o devo dire di averli fatti. E queste cose mi fanno pensare semplicemente che cambia tutta la superficie senza sosta, ma l'anima è qualcosa di più profondo e forse ci mette migliaia di anni a cambiare come entità collettiva, e soprattutto è qualcosa che ci accomuna tutti quanti, alla fine tutti noi, a prescindere dall'età e a prescindere dagli anni in cui siamo cresciuti, abbiamo delle idee su cosa è giusto o non è giusto per noi stessi, su cosa è giusto o non è giusto per la società, o almeno si spera che le abbiamo, ma in fin dei conti chi è che può sfuggire al semplice assunto che ognuno di noi spera di essere amato e apprezzato, di non restare da solo e cosparso di bucce di banane e rifiuti senza che nessuno gli voglia bene o che desideri il bene per le persone che ama. Questo ci rende tutti uguali, da Haiti all'ex Birmania alla Milano del 2024.
Abbiamo dato voce a Due di Enrico Brizzi, HarperCollins editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.